Il Città di Sant'Agata deve nuovamente rinviare l'appuntamento con la vittoria che manca ormai dallo scorso 10 novembre e anche nel delicato scontro salvezza del Fresina contro la San Cataldese l'11 di Raciti non riesce a fare bottino pieno, riuscendo comunque ad interrompere la striscia di 3 sconfitte consecutive. Alla fine a gioire sono decisamente gli ospiti che rischiano di passare al 17esimo quando la staffilata di Fangua trova la decisiva parata di Menguzzi che si salva con l'aiuto della traversa. Il Sant'Agata però è vivo, in 2 occasioni la potrebbe sbloccare, ma Faccetti al 37esimo tutto solo da pochi passi manda fuori il cross di Pussetto e poi sempre Faccetti, pescato sul secondo palo da Catalano, spara alto sulla traversa. Gli sforzi del Sant'Agata vengono comunque premiati nella ripresa quando al minuto 55 Brugaletta di testa gira in rete la punizione di Catalano, portando in vantaggio i suoi, firmando così il suo secondo centro in campionato. Vantaggio che però dura poco per i locali, infatti al minuto 65 la San Cataldese rimette tutto in parità con Sottile che direttamente su punizione batte Minguzzi per il gol dell'1-1. Il Sant'Agata non ci sta e nel finale si riversa in avanti alla ricerca disperata della vittoria, ma i tentativi operati da Manfrellotti di testa prima, da Nunziante servito a centro area dallo stesso Manfrellotti subito dopo e da Di Stefano imbeccato perfettamente da Catalano infine non producono l'effetto sperato. Con questo pareggio, il primo casalingo del campionato, il Città di Sant'Agata sale a quota 14 punti rimanendo invischiata in zona play-out e con la salvezza distante 3 lunghezze, mentre la San Cataldese si porta a 17 a +3 sulla zona rischio.